Buongiorno da Adria, siamo con Marco Doati, il direttore artistico del Teatro Ferrini. Teatro Ferrini sempre di più al centro culturale di questa città che tra l'altro sta vivendo un nuovo rinascimento. Weekend incredibile questo fine settimana, oltre agli eventi della città che sono già di per sé molto importanti, avremo una giornata speciale per la storia della città. Avremo un omaggio incredibile con 6 eventi concatenati nella giornata di sabato 23 a partire dalle ore 10:30. Alle ore 10:30 intitoleremo una sala polifunzionale presso il Teatro Ferrini, una nuova sala creata da un magazzino praticamente in disuso che diventerà una sede espositiva e un centro riunioni molto attrezzato. Poi alle 11 avremo l'inaugurazione della mostra Teatro di guerra sul fronte dei ricordi, in cui verrà presentata questa mostra dedicata alla guerra del 15-18, ma con un aspetto artistico mai pensato, cioè cosa veniva elaborato, prodotto all'interno delle trincee da tutti quegli artisti comandati in guerra e artigiani comandati in guerra per la loro permanenza nella trincea. Quindi sarà una cosa veramente incredibile ed emozionante dal punto di vista umano. E alle 12 avremo una cosa ancora più particolare: ci sarà la presentazione di Dolce Teatro, cioè un dolce pensato dalla pasticceria Vecchia Adria assieme al teatro più vecchio di Adria, cioè il Teatro Beato Contatto Ferrini, in cui presenteremo un dolce che verrà consegnato a chi ne farà richiesta, a chi frequenta il teatro, per portarsi a casa il gusto della nostra tradizione pasticcera e la storia del teatro stesso, quella storia della città, quindi un gadget di dolce. Alle ore 17 invece avremo Urban Dancing grazie al Centro Danza di Loreo, con cui ci faranno animare la città attraverso passi di danza a omaggio sempre per il Teatro Ferrini. E alle ore 18 ci sarà la conferenza stampa con tutti gli artisti, tutti i cantanti, tutti quelli che partecipano all'immensa rassegna di 30 spettacoli del Teatro Ferrini, in cui verranno presentati i loro spettacoli. Alle 18, apoteosi della serata e conclusione dell'inizio stagione del Teatro Ferrini, sarà il concerto dell'Opera Trio, cioè un pocket di musica lirica, di più bei brani di musica lirica in questi 3 giovani emergenti della musica lirica italiana offriranno al pubblico adriese e chi parteciperà. Allora, che dire, avevo chiesto a Marco di far tutto rientrare in 2 minuti, sei un grande, complimenti al Teatro Ferrini. Grazie a voi, vi aspettiamo sabato 23 dalle ore 10:30 alle ore 24 che scuderà la giornata, ma soprattutto agli eventi delle 5 e delle 21 che vi ho prima raccontato. Grazie a tutti.